Ciao a tutti amici di Radio Chef e ben ritrovati in una nuova puntata. Volevo partire subito con un lo sapevi che. Voi lo sapevate che in Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane con la maggiore biodiversità viticola? Qui si coltivano vitigni autoctoni rarissimi come ad esempio il pignolo, lo schioppettino e il tazzolenghe, che sono veri tesori enologici che esistono solo nella nostra terra. E proprio da queste radici nasce l'evento Cantine Aperte, un evento che ormai ogni anno fa brindare tutta l'Italia. In questo fine settimana, 24-25 maggio, torna protagonista con un'edizione tutta da gustare e con tantissimi appuntamenti per tutti. E in questa puntata speciale di Radio Chef con Promoturismo FVG vi portiamo tra i filari, tra le botti delle cantine friulane per scoprire appunto sapori autentici, incontri emozionanti e appuntamenti imperdibili come A cena con il vignaiolo e il piatto Cantine Aperte. Ai nostri microfoni c'è Laura Ceccone, event manager del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, per raccontarci come vivere al meglio questa esperienza tra calici, storie e protagonisti. Ciao Laura, buongiorno. Ciao, buongiorno Maria e buongiorno a tutti. Sì. È un piacere averti qui con noi, anche perché sappiamo quanto è apprezzato questo appuntamento proprio nel nostro territorio e non solo, in un'Italia intera. Esatto, tutta l'Italia, circa 800 cantine apriranno le proprie porte, in Friuli Venezia Giulia ne avremo 77, anche per quest'anno un bel numero, che sabato 24 e domenica 25 accoglieranno gli enoappassionati tra degustazioni, scoperta del territorio, cultura e soprattutto abbinamenti gastronomici che sono sempre quelli che piacciono di più. È vero, anche a noi piacciono tantissimo e proprio per questo ti chiedo, cosa rende speciale questa nuova edizione di Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia? Che anteprima ci puoi dare? L'anteprima che possiamo darvi è proprio l'andare a scoprire nei luoghi produttivi, che una volta infatti più di 30, quest'anno è la 32esima edizione di Cantine Aperte, e oltre 32 anni fa le cantine erano solo luoghi di produzione. Mentre il movimento, l'associazione è stata la prima a credere che non si fermasse lì l'esperienza, ma andasse oltre, con esperienze come verticali, musica, degustazioni, vini di annate trascorse, ma anche vini in edizione limitata solo per Cantine Aperte. E quest'anno Cantine Aperte si sposa proprio con l'itinerario anche di Spirito di Vino. Quindi parte delle cantine, di queste 77 cantine, ospitano proprio nelle loro sale di degustazione, nella barricaia, queste vignette proprio per augurarci e celebrare i 25 anni di Spirito di Vino, in occasione anche di Gorizia e Nova Gorica, capitale della cultura 2025. Avremo anche questo progetto che andrà ad abbracciare Cantine Aperte. Bello anche perché squadra che vince non si cambia, si dice, quindi anche in questo caso c'è una squadra fortissima dietro, che è formata da tantissimi anche protagonisti del nostro Friuli Venezia Giulia. Tra le tante iniziative infatti spiccano A cena con il vignaiolo e il piatto Cantine Aperte. Vogliamo fare un tour enogastronomico anche qui. Esatto, quasi 25 cantine avranno proprio nella giornata di sabato a pranzo e domenica a pranzo un piatto speciale, il piatto di Cantine Aperte, che andranno ad abbinarlo a un vino. E quindi non è solo vino Cantine Aperte, ma è proprio la cultura enogastronomica. Infatti, oltre, come anticipavi tu, oltre al piatto Cantine Aperte, abbiamo sabato 24 e a pranzo di domenica 25 a tavola col vignaiolo. Quindi saranno proprio questi menù prelibati abbinati ai vini che saranno proprio raccontati dal vignaiolo che sarà presente a pranzare o cenare con i conviviali. Ed è proprio qui che volevo aggiungermi perché sai che ci sono tantissimi vini, lo dicevamo all'inizio del nostro Friuli Venezia Giulia, che sono conosciuti davvero in tutto il mondo, e gli abbinamenti sono un po' la cosa più particolare anche da fare, perché a volte non sappiamo anche che calice abbinare a quale piatto, e proprio in questi appuntamenti come Cantine Aperte questo si può scoprire. Quindi noi abbiamo voluto fare un po' un piatto trasversale. È una ricetta che arriva da Maddalena da Trieste, si chiamano biscotti fricosi. Per non parlare del solito frico,
motivo abbiamo voluto fare questo aperitivo con il vino che potete scegliere, perché veramente si abbina bene tutto, e questa simpatica ricetta che è velocissima da preparare. Vi serviranno 200 g di Montasio Stravecchio, 200 g di farina 00 e 180 g di burro. Dovrete semplicemente grattugiare il formaggio in una ciotola, unire la farina, aggiungere il burro freddo tagliato a pezzettini e impastare con le mani fino ad ottenere un impasto bello morbido, ma che non deve attaccarsi alle mani. Formate quindi 2 cilindri del diametro di circa 30 mm, un po' più grande di una moneta, così per darvi un'idea, e li avvolgete nella pellicola e li fate riposare in frigorifero per circa un'oretta. Trascorso questo tempo, ricavate dall'impasto dei cerchietti non troppo sottili e li riponete su una teglia rivestita con carta da forno un po' distanziati l'uno dall'altro, perché tenderanno poi ad allargarsi in cottura per formare un bellissimo biscotto. Infornate 180 gradi per circa 10 minuti o finché risulteranno dorati. Una bellissima ricetta che trovate anche nella nostra sezione brochure. Veramente belli e buoni e secondo me perfetti per un appuntamento anche come questo, anche perché poi si entra in cantina, Laura, ci si gode un po' lo spettacolo e si può portare a casa anche una buona bottiglia dopo aver conosciuto la sua storia, anzi forse riusciamo ad apprezzarla ancora di più. Assolutamente, i vignaioli avranno anche delle offerte speciali per cantine aperte e perché non comprare il vino proprio dove viene prodotto e poi gustarlo in una buona tavola in compagnia. E infine ti chiedo, Assolutamente. infatti, quali consigli daresti a chi magari non è mai arrivato a una edizione di cantine aperte? Sappiamo che tantissimi lo conoscono, ma sappiamo che ci sono ancora tanti curiosi che proprio vogliono avvicinarsi a questo appuntamento. E come possiamo partecipare? Dobbiamo prenotarci? Ti chiediamo un po' tutte le informazioni così, pratiche e tecniche. Allora, il primo consiglio è l'acquisto del kit cantine aperte, che consiste in un calice, una tracolla e quest'anno in un wine pass, quindi un passaporto dove la cantina andrà proprio a timbrare il calice di benvenuto che darà alla persona. Quindi questo kit dà proprio diritto a un calice di benvenuto in ogni cantina, quindi ben quasi 77 calici se uno dovesse girare tutte le cantine. Chi avrà più timbri nel passaporto e andrà a condividerlo sui social potrà vincere un ingresso omaggio a Calici di Stelle quest'estate. In ogni caso, tutti i programmi si possono andare a sbirciare su www.cantinaaperte.info, dove sono indicati tutti i dettagli come le prenotazioni che noi consigliamo sempre, essendoci tante persone che girano, è un peccato non aggiudicarsi il posto in degustazione o visita in cantina. Hai fatto bene a ricordarlo, anche perché, come dicevamo, ci sono tantissimi appassionati. Noi il consiglio che vi diamo è quello di godervi ogni sorso, perché ascoltare la storia del vignaiolo, poi bere un buon bicchiere e godersi quella magia che viene ricreata in cantina, e questo è il bello. E ricordatevi sempre di bere responsabilmente. Anche in questo caso ci sarà il guidatore designato che poi porterà a casa tutti gli appassionati. Quindi mi raccomando, sempre con sicurezza, ma godetevi soprattutto il momento, perché questo è il bello che vuole creare Cantine Aperte. Laura, ti ringraziamo per essere stata con noi, un saluto a tutto il movimento turismo del vino del Friuli Venezia Giulia, cin cin e buon Cantine Aperte a tutti. Grazie, un carissimo saluti, vi aspettiamo a Cantine Aperte. E quindi dopo aver salutato Laura, aver brindato con Cantine Aperte, aver scoperto anche la ricetta della settimana qui con i protagonisti che siete voi a Radio Chef, andiamo ancora a un appuntamento che continua per tutto il mese di maggio. Stiamo parlando di asparagus d'argento, ve l'abbiamo raccontato, abbiamo fatto dei viaggi fantastici anche tra i migliori locali del nostro Friuli Venezia Giulia che ci hanno parlato dell'ingrediente di stagione, di questo bel turione che è l'asparago, e sta volgendo al termine la 25esima edizione, un cammino che per 9 settimane ha celebrato non solo un prodotto ma davvero tutto il mondo fatto di tradizione, di creatività, di identità friulana. Ora, quando l'aroma degli asparagi inizia a declinarsi anche nei ricordi di chi li ha assaporati, restano gli ultimi appuntamenti per vivere fino in fondo questa esperienza. E quindi appuntamento oggi, venerdì 23 maggio, i riflettori si accenderanno su Aedo Panche, a Giai di Portogruaro, una tappa che unisce il confine con il cuore friulano, portando in tavola piatti che parlano di storia, di terra e di primavera. Poi, gran finale, venerdì 30 maggio, sarà affidato all'Osteria Solder di Corno di Rosazzo, dove la tradizione incontra la raffinatezza in un luogo davvero simbolo della viticoltura e della gastronomia friulana. Asparagus, lo ricordiamo, non è solo una rassegna, è proprio un'avventura, un'esperienza, un ritrovo, un rituale collettivo, un inno al meraviglioso turione che tra un calice di vino bianco o rosso, anche per i più
curiosi, i più appassionati, è un buon piatto di asparagi e uova rivisitato veramente in tutte le salse, racconta proprio il valore della nostra terra, una terra generosa fatta di mani che coltivano, di cuochi che reinventano e di persone che assaporano non solo il gusto, ma anche proprio un'identità, un appuntamento organizzato dal Ducato dei Vini Friulani che sa sempre rinnovarsi e portarci in giro per il territorio e in questo caso anche in un'Italia intera, dimostrando che il Friuli Venezia Giulia ha sapori capaci di viaggiare, di emozionare e di sorprenderci davvero ogni volta. La sola promessa è di assaggiare il Friuli in un piatto, quindi non mancate anche in questo fantastico appuntamento. E per il nostro appuntamento invece con Radio Chef è tutto per oggi. Il gusto del Friuli Venezia Giulia vi aspetta anche sulle nostre pagine social dove trovate tutte le puntate sul nostro sito con tutte le ricette. Un buon fine settimana di gusto a tutti e un saluto da Radio Chef. Ciao!